puntuali, non proprio puntuali perché di solito alle 11:30, però non fa mancare la sua presenza il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta da noi come ogni venerdì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, allora noi naturalmente non possiamo esimerci da chiederle che cosa sta succedendo, perché effettivamente sappiamo che c'è uno strappo forte tra Salvini, che abbiamo avuto martedì qui in diretta, e Tosi, che sappiamo insomma ormai un po' tutti come la pensa. Lei si trova in mezzo, perché quando si parla di queste cose anche la televisione si vede l'immagine di Tosi, l'immagine di Salvini, ma meno la sua. Come mai? Perché lei è già sicuro di tutto? Guardi, le posso solo dire che ho appena finito la presentazione della campagna per il papillomavirus per le donne e voglio dire che queste sono le cose che mi interessano, abbattere a zero i tumori, e ne approfitto della vostra ospitalità per dire che vaccineremo anche le bambine e i bambini di 12 anni di età, e questo vuol dire debellare totalmente il tumore. Perché le dico questo? Perché penso che i veneti siano interessati ad avere un governatore che non parla di peghe di partito, ma che parla di sanità, di occupazione, di economia, che sono cose molto più interessanti. Noi la conosciamo, sappiamo che lo fa da sempre, però per poterlo fare bisogna comunque essere lì dove è lei, e lei ci deve ritornare, quindi potrebbe lasciarsi soffiare il posto da qualcuno, perché se effettivamente le cose vanno come vanno, se la destra si spacca tutta, potrebbe vincere qualcun altro, e per lei sarebbe un guaio poter continuare a fare queste cose. Ma guardi che questa attività che si fa, la si fa perché si è convinti di fare qualcosa di bene per i veneti, non la si fa per la poltrona, perché se la facessi per la poltrona avrei fatto altre scelte nella mia vita. E per cui le dico che io sono assolutamente sereno, sento il calore dei veneti, vado avanti per la mia strada. Poi c'era un imperatore, non ricordo più il nome, che diceva: se ho fatto bene applauditemi, e quindi se ho fatto bene l'applauso sarà la scelta nuovamente del sottoscritto, e funziona così. Però non si può condizionare l'attività amministrativa dal consenso, perché altrimenti non si fa più niente. Certo, no, per carità, questo le fa onore sicuramente, ma lei è convinto di aver fatto tutto giusto? Ma guardi, la perfezione non esiste, le posso dire che ci ho messo tutto il mio impegno, e penso che oggi avere una sanità che è la prima in Italia, avere la soddisfazione che i veneti si sono curati bene, aver investito su 13.000 imprese con 1,5 miliardi di euro durante questa crisi, aver portato a casa 600 milioni di fondi comunitari, potrei continuare all'infinito con i risultati, pensi solo all'alluvione, dà dimostrazione di quanto sia stato il mio impegno e il nostro impegno, perché poi ho una squadra. Ecco, per esempio i suoi avversari politici del PD hanno fatto piazza a Venezia in difesa del diritto allo studio dei disabili sensoriali. Si sono chiesti perché lei non ha dato la sua opinione, ammesso che l'abbia fatto. Ma guardi, io mi sarei offeso se fossi stato lì a protestare e avessi visto quelli del PD, perché se sono in piazza a protestare perché questo governo non più tardi di qualche settimana fa ha tagliato i fondi. Prova ne sia che adesso noi dobbiamo risolvere il problema cercando fondi, e lo vogliamo risolvere, ma il problema non l'ha creato la Regione del Veneto, e quindi andare a protestare in piazza a Venezia con i disabili sensoriali e poi andare a Roma a votare i provvedimenti per togliere i soldi vuol dire avere la faccia tosta. Vedo chiunque dirmi che non è vero, come accade con le macchine, quelle autostoriche, si toglie l'esenzione dal bollo alle autostoriche. Tutti sono arrabbiati con la regione, ma nessuno si ricorda di dire che non gli abbiamo tolto a noi l'esenzione dal bollo. E così vale per i disabili sensoriali, che sono stati ricevuti dal mio assessore. Stiamo tentando di risolvere il problema e lo risolveremo, ma voglio ricordare che questo è un ulteriore guaio che ci arriva da Roma. L'ultima domanda: se Tosi se ne andasse via dalla Lega, lei che cosa farebbe? A lei dispiacerebbe, però ci dica la verità, Ma guardi, a me sembra quasi fantapolitica pensare che il segretario se ne vada, altre robe, altre dichiarazioni, però dico anche che poi onestamente in democrazia e in libertà ognuno fa quello che vuole della sua vita e delle sue scelte politiche. C'è un dibattito in corso, staremo a vedere come va a finire. Bene, grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, buona giornata, buon lavoro, a presto. Buona giornata a tutti.